Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a questa splash live del vostro Marietto Veneziano. Sapete che il Veneziano racconta tante favole e anche oggi sono in questo stimolo di divulgazioni gratuite. Chiaramente vi ricordo che questo vocale lo sentirete anche nel canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ricordo che questa sera alle 21:30 di lunedì il De Garda fa gratis dalle 21:30 in avanti risposte con le sibille a tutti, a chiunque si collega nel suo canale ed è iscritto. Vi ricordo che bisogna mettere il nome, la data di nascita di tutte le persone a cui si vuole fare la domanda, così che si è collegati a livello energetico a queste persone. E la domanda deve essere precisa, non deve essere una domanda da baraccone tipo quelli del New Age, di quei gruppi angeli colorati, fiamme gemelle e cosine del genere. Bene, oggi ciao Fiorenza, grazie di esserti unita. Bene, oggi parleremo dei riti propiziatori e stamattina riti propiziatori che è importantissimo capire cosa vuol dire. Stamattina vostro Marietto cercava un aforismo, no? E chi va nel diario Marietto Veneziano ho trovato un aforismo che diceva così, per capirci bene. Ciao Maurizio Antonio. Allora, l'aforismo diceva così, più o meno, tutti siamo stati un po' giovani, cioè tutti siamo stati giovani e un po' pirla, ma non devi credere che rimanendo pirla rimarrai giovane. Il Marietto allora l'ha tradotto così, ha fatto una piccola immaginetta. Tutti siamo stati un po' ingenui, ma non è che devi credere che rimanendo ingenuo rimarrai giovane. Anche se, ciao Angela, anche se magari qualcuno pensa che rimanendo ingenuo nella vita rimarrà giovane. E oggi parleremo proprio dei riti propiziatori. Sappiamo che il De Garda li sa fare bene, e chiaramente da professionista bisogna pagare. Ma partiamo un po' da lontano, no? Perché a me piace in un certo senso un po' scavare, no? In queste leggende metropolitane. Allora, voi dovete sapere che fino all'anno 1000, più o meno, 1000-1200, adesso anno più, anno meno, la Chiesa di Stato, la religione di Stato, quel periodo lì, credeva, o meglio, faceva credere al popolo. Chiaramente voi dovete pensare che in Europa in quel periodo lì c'erano 50 milioni di persone, non 400 come adesso, no? Quindi la gente, vi ho già spiegato, aveva un'età media bassissima e in più non sapeva né leggere né scrivere, a 20 anni erano già quasi morti e non avevano idee, insomma erano mezzi ciechi, insomma c'era una cultura molto bassa. Ciao Sara, grazie di esserti unita nel diario Marietto Veneziano. Allora in quel periodo lì la Chiesa Cattolica, la religione di Stato, no? Prominente, perché non ha niente a che vedere magari con Chiesa Cattolica, diciamo così, la religione di Stato, credeva e faceva credere alle persone che le donne non avessero l'anima, cioè praticamente erano equiparate agli animali. Quindi in quel periodo storico fino al 1000-1100 nelle campagne, perché praticamente le persone vivevano il 90% delle campagne, erano equiparate agli animali, a cani, gatti e via dicendo. E questo è un concetto che sta molto vicino al discorso dei riti propiziatori. Adesso lo capite qua perché. Poi nel 1400 c'è stata un po' un'evoluzione, sono nati questi gruppi misterici anche chiamati gesuiti, no? Che hanno cercato di raddrizzare il tiro. In quel periodo lì poi c'era in giro uno che si chiamava Dante, con i fedeli d'amore, ha cominciato a spiegare che esisteva il basso astrale che chiamavamo inferno, no? E allora la Chiesa di Stato cosa ha fatto in quel periodo lì, fra il 1200 e il 1400? Ha incominciato a capire che la donna poteva servire, e da quel momento c'è hasta il mattino. Quindi cosa è successo a quel momento lì? È successo quel momento lì che hanno cominciato a dire, vabbè,
La donna finora per 1000-2000 anni l'abbiamo trattata come un cane, un gatto, un cavallo, insomma un animale, no? Abbiamo sempre detto in giro che non c'è l'anima. Adesso però cambiamo tiro, la mettiamo a mungere l'egregora, no? A creare l'egregora. E hanno incominciato ad adagio a creare i rosari. Quindi la donna è passata da animale al soggetto che magari a un determinato periodo della giornata si metteva a fare i rosari, perché i rosari creavano, aumentavano, foraggiavano l'egregora, e quindi praticamente era passata da animale a persona, come si suol dire, che aveva un'energia che foraggiava l'egregora. E poi via scalando sono nate tutte le Madonne che si possono immaginare in questo periodo, no? Ma perché questo? Perché fondamentalmente questo rito propiziatorio serviva, no, alla Chiesa di Stato a, in un certo senso, diventare sempre più forte, no? Quindi voi vi immaginate centinaia di migliaia di donne che fino a qualche centinaio di anni prima erano considerate animali, adesso avevano la loro Madonna, il loro praticamente portabandiera nella religione di Stato, e praticamente loro potevano collaborare a rinforzare questa egregora. Chiaramente è un rito propiziatorio, come si suol dire, il rosario, e quindi praticamente giù tutti in queste chiese faraoniche, no? In queste strutture, in queste cattedrali, giù a fare i rosari. Quindi ha avuto un avanzamento di grado. Ma perché questo? Perché si era reso conto la religione di Stato che in quel momento lì c'era un'evoluzione spirituale, nel senso possiamo chiamarla negativa, per il semplice fatto che poi è chiaro che la donna è sempre stata tenuta al guinzaglio con l'ignoranza, nel senso che abbiamo sempre detto delle balle gigantesche, però era sempre meglio che essere trattata come un cavallo o come un bue, no? Quindi cosa è successo? È successo che questo gruppo immenso di donne che in tutto il pianeta, magari alle 5 di pomeriggio, partivano per andare in chiesa a fare il rosario, no? A perpetuare questa egregora, a rinforzarla, chiaramente avevano, come si suol dire, uno scopo, no? Poi gli hanno messo la Maria, no? Perché fino al 1100-1200 la Maria era un pochettino in cantina. In cantina anche perché la donna, vi ho spiegato, era considerata un animale senza anima. Quindi oggigiorno noi nel senso gli esoteristi dicono che esistono i riti propiziatori, no? La Chiesa di Stato li ha fatti passandoli dai rosari, passandoli dalle varie cerimonie di ogni domenica, facendo in modo che tutte le persone dovessero andare in chiesa a perpetuare sempre le stesse paroline, no? Come robot, alzati, io credo, di qua di là. Quelli lì sono solamente riti propiziatori, anzi diciamo che alcune messe, alcuni culti sono proprio dei riti operativi magici, no? Quindi se lo fanno loro, che si sono resi conto dopo 1200 anni, no? Perché partiamo dal presupposto, diciamo che quello che chiamiamo oggi religione di Stato è nato tra il 400 e il 500, quando a un certo punto si sono resi conto che stava crollando il Sacro Romano Impero, che vi ricordo è stato fondato a Saturnia, Roma prima si chiamava Saturnia, no? Dopo a un certo punto un po' di copia e incolla, un po' di cipria e rossetto, e si sono trasformati in quello che oggi è la religione di Stato, no? Praticamente in un modo camaleontico. Poi dopo 500 anni che è stata creata, cioè dopo i 500 anni che hanno demolito le altre religioni e sono stati creati questo cattolicesimo, questa religione di Stato, praticamente dopo 700 anni, cioè nel 1200, hanno incominciato a dire che magari la donna aveva anche l'anima, e però dopo l'hanno messa subito sotto coi rosari. A un certo punto sono arrivati anche i gesuiti a dare una mano e hanno sollevato un po' lo status della donna, mettiamola giù così.
Anche se però bisogna dire una cosa, tra il 1000 e il 1400, mettiamo giù così, adesso io parlo di centinaia di anni, perché fondamentalmente non è che anche nella Chiesa Cattolica ci fosse il cellulare o il Natal, no? Quando partiva l'ordine dalla centrale, poi per iniziare la caccia alle streghe, capite che ci voleva tempo, no? E vi ricordo una cosa, quando andavano nei paesi a parlare di Gesù, voi immaginatevi un paese, no? Un paese aveva massimo in quei tempi 200 anime, perché gli altri vivevano nei campi, no? Dove potevano. Questi arrivavano e dicevano che esisteva Gesù. Allora voi potete immaginarvi in un paese dove erano analfabeti, non avevano mai sentito parlare di Gesù, conoscevano solamente la vecchietta del paese che con qualche erbetta faceva passare le malattie. A un certo punto questi qua andavano a cercare le streghe, no? Quelle che parlavano col diavolo, questi non avevano mai sentito parlare né del diavolo né di Gesù, perché erano persone che avevano sempre vissuto di agricoltura, ignoranti, non è che c'era internet nella televisione, avevano il loro dialetto locale, no? Voi ormai lo sapete meglio di me, no? Che in Italia l'italiano era divulgato, ma il buongiorno con rischia tutto. Prima, in Italia, quando uno andava a militare, prima di rischia tutto, praticamente ognuno arrivava col suo dialetto. Figuratevi quando sono partiti per andare a dire che esisteva Gesù e a cercare queste streghe. Non è che andavano là e tutti sapevano la lingua, quindi figuratevi che mismash che hanno fatto per cercare queste streghe, che problemi che avevano di traduzione. Poi immaginatevi che ogni regione magari aveva il suo dialetto. Quindi capite il macello che ha fatto la religione di Stato? È andato a cercare delle povere vecchiette, delle povere donne, che a quel momento lì i contadini pensavano che non aveva l'anima e dovevano trovare fuori una strega, una che parlava col diavolo. Capite che casino che hanno fatto? Ciao Sara. Quindi capite che noi ci troviamo in un posto, in un mondo in cui questa religione di Stato, no, mandava fuori questi monaci, questi poveracci anche loro, che a dire guarda vai in quel paese giù là, ma esiste quel paese giù là? Ma non lo so, telefona a Beppe Grillo che te lo dice. Cioè capite? Adesso dico Beppe Grillo per una barzelletta, nel senso che quello che racconto sono solo barzellette, voi lo sapete. Però voi immaginate, arrivavo in un paese, 200 persone, questi non avevano mai visto un monaco in vita sua, perché non è che c'era internet o i vari social, no? Arrivava questo tipo con le guardie, no? Con i soldati che ne avevano pieni i santissimi anche loro di andare in giro, perché questi paesi non è che c'era l'autostrada, no? Per arrivare da un paese all'altro bisogna fare una fatica immensa. E dicevano noi stiamo cercando le streghe, perché noi veniamo dalla parte del Gesù Cristo. A un certo punto, immaginate, è come se arrivasse giù un extraterrestre. A un certo punto questi qua si domandavano, ma cos'è sto Gesù? Cos'è questa strega? E allora giù che iniziavano questi tribunali di Santa Inquisizione, che adesso nei vari film, no? Ce li fanno vedere come se fosse una cosa normale. Ma voi immaginatevi gente che partiva da Roma, che magari parlava solo latino, no? Andare in un paese del Veneto, della Sicilia o della Sardegna a parlare, ma chiaramente erano altri mondi. Bisognava aspettare ancora Mike Buongiorno che con Rischia Tutto ha messo tutti d'accordo, no? Ha fatto capire che esisteva l'italiano. Quindi quando a un certo punto la Chiesa di Stato è riuscito a fare tabula rasa di tutte le persone che con le erbette mettevano a posto le cose e in più gli rubavano la conoscenza, no? Poi immaginatevi adesso i vari amari che trovate nei supermercati, no? Queste sono il frutto di conoscenze, di culture, di tantissime persone, donne soprattutto, che magari nel loro piccolo, isolate nei vari paeselli, coltivavano questi frutti, queste erbe per creare delle medicine, no? Quindi in quel periodo lì scuro della Chiesa Cattolica, ne ha fatti di tutti i colori, poi ha riciclato e rimesso, capite, usato sicuro, no? Ha rimesso in pista queste esseri che fino a qualche secolo prima o anno prima, a parte che erano streghe, quelle che avevano le conoscenze, quelle altre proprio che non avevano niente erano come gli animali, come i cavalli, i gatti, no? A un certo punto sono arrivati questi gruppi misterici, tra cui i Fedeli d'Amore, in cui c'era quel tizio che si chiama Dante, che insomma qualcosina ha fatto, ne sono arrivati altri,
anche come si dice, questo gruppo misterico cattolici, gesuiti, no? Insomma, hanno cercato di fare quello che potevano, perché questa chiesa di Stato, insomma, ne faceva di tutti i colori, no? Poi immaginatevi solamente chi andava in giro a dire che la Terra è rotonda. Cioè, oggigiorno se qualcuno di voi va in giro in piazza a dire che la Terra è piatta, chiamano il cellulare, no? E gli danno il TSO. Poi è chiaro che internet adesso ultimamente ha fatto uscire questi qui che... Però ai tempi, se voi dicevate che la Terra era rotonda, Antonio, accendi il fuoco, che c'è qui uno che... Capite? Cioè, la religione di Stato diceva che la Terra era piatta. Quindi capite che si viveva in uno stato embrionale di conoscenza, e quindi i primi che si svegliavano la mattina sognando che la Terra era rotonda assaggiavano il fuoco, diventavano i diavoli. Se erano poi donne, alleluia, no? Poi la Chiesa, la religione di Stato, a un certo punto ha capito che tirare troppo l'acqua in quella direzione portava un po' di sfortuna, e allora cosa ha fatto? Ha cominciato a trovare madonne dappertutto, perché oggigiorno noi, no, basta che uno si alza alla mattina e ha dentro qualche vampiro strale, vede le madonne, no? Vede la Madonna di qua, la Madonna di Medigiore di là, la Madonna su, la Madonna giù, la Madonna di Lourdes, la Madonna di qua, di Fatima. E dietro tutti come pecoroni, ma fino al 1300-1400 di Madonne non ce n'erano. C'è qualche dipinto che rappresentava qualcuna perché era Minerva, cioè bisognava prendere dentro le regioni di Minerva persiane, però fondamentalmente tutto il resto delle donne erano animali. Ritorno al discorso che ero nato sul discorso del fatto dei riti propiziatori. Quindi se un colosso, che praticamente era l'impero romano, si è convertito a fare riti propiziatori, perché si erano resi conto che stavano andando con la canna del gas praticamente in quella direzione lì, cioè a continuare a dire che la donna non aveva l'anima, che esistevano le streghe e di qua e di là, a un certo punto bisogna rendersi conto che se lo facevano loro, che erano quello che erano, oggi come oggi anche le persone che hanno poche migliaia di euro è meglio che incomincino a capire che si può fare. Lo fanno le multinazionali, come vi ho già spiegato, ci sono studi medici, studi di avvocati, multinazionali, no? Io ho visto delle multinazionali di editoria, ho visto multinazionali di informatica, no? Che hanno il loro staff di esoteristi che periodicamente e sistematicamente attivano o sigilli propiziatori o riti propiziatori, no? E in un certo senso è, tra virgolette, un sistema economico al posto che mettere 50 persone a incominciare a fare il rosario tutti i santi giorni alle 5. No? Fondamentalmente il rito propiziatorio attiva un egregore, una forza, chiamiamolo poi come volete, che chiaramente plasma e aiuta quell'attività, quel gruppo, perché ci sono egregore anche di gruppo e anche di logge. Avete visto leggendo Lago Fravato, no? Che tutti praticamente quelli che hanno determinate conoscenze per star bene materialmente ma anche spiritualmente attivano questi riti propiziatori. Però attenzione, oltre alle varie protezioni bisogna capire anche un altro discorso, Ci sono dei lavori che sono un pochettino più a rischio e per questo bisogna blindarsi. Immaginatevi voi uno che fa un'attività che mette sempre le mani addosso, un massaggiatore, un medico, un parrucchiere. Allora, se i tibetani, quelli che fanno Om tutto santo giorno, si mettono nelle grotte, se tutti i mistici si isolano, dai cabalisti ai tibetani, allora voi vi immaginate uno che tutti i santi giorni gli tocca toccare magari la parte posteriore di una persona perché deve provargli determinate misure, oppure un parrucchiere.
Cioè capite che in quel momento che voi toccate un'altra persona, se questa persona qui ha avuto per disgrazia la sfortuna di toccare geni, ecco, mettiamolo giù così, magari toccando solo un carrello ve lo porta a voi. Io mi ricordo una storia, che se è fantasia, sapete che vostro marito quando le racconta, ciao Lucia, grazie di essere qui nel diario Marito Militare, io vi ricordo una storia, è una storia di fantasia, no? Che mi ha raccontato il Dante, quindi sapete che ambasciatore non porta pena, poi sapete che le mie sono tutte storie di fantasia, anche quello che vi racconto adesso, non c'è niente di vero. Mi ricordo che c'era un fisioterapista e c'era una che era andata in una ditta, cioè lei andava da un personaggio che l'aiutava a livello medico, prendeva l'ascensore e andava su. Questa signora però era una persona ingenua, era una donna, no? E cosa ha fatto? È entrata in ascensore, ha schiacciato il dito sull'ascensore e mi ha raccontato così il Dante, io non so se è vero, è entrata una luce, no? Guarda, questo tipo gli racconta, guarda, io sto venendo da te nel tuo ufficio, schiaccio il dito all'ascensore, era un ascensore, mi è entrata nel braccio una luce quando ho messo il dito. Il problema è che questa donna andava anche da un fisioterapista, no? Il fisioterapista gli mette addosso le mani e vede questa luce uscire da questa signora ed entra dentro il fisioterapista. Dopo qualche mese succede che questo fisioterapista, non so per quale motivo, io adesso la racconto che a fantasia, adesso non venite a dire che Marietto dice queste cose perché a me l'ha raccontato il Dante. Il fisioterapista uccide la moglie perché era innamorato di una dottoressa, no? Era innamorato di una dottoressa, la quale poi appena hanno scoperto che il marito aveva messo nel baule la moglie, praticamente l'ha mandato a stendere, no? Allora, sapete come diceva Zio Giulio, no? Pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre. Allora, quando mi ha raccontato il Dante questa storia, che questa signora è andata dentro questo ascensore, ha schiacciato il bottone, ha visto questa luce andare dentro di lui, poi lei è andata dal fisioterapista, il fisioterapista gli ha messo le mani addosso per guarirgli il braccio, perché aveva una ferita al braccio, cosa poi? E dopo un po' di tempo questo fisioterapista fa questa pazzia in casa, capite che, come Zio Giulio diceva, pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre. Uno che conosce il mondo esoterico un punto di domanda se lo fa. Se poi me lo racconta il Dante, capite che il Dante era l'amico del Padre Pio, capite che c'è qualcosa che bolle in pentola, no? Quindi adesso io non dico che tutti i massaggiatori, fisioterapisti, parrucchieri, dottori, però insomma se io avessi un'attività delle loro e penserei che i cabalisti non vogliono vedere nessuno, che i tibetani stanno sulle loro montagne, cioè capite, cioè, non è che bisogna, come dicevo all'inizio, no? Pensare che, visto che siamo rimasti un po' giovani e anche un po' ingenui, poi se rimaniamo ingenui tutta la vita rimarremo giovani, no? Bisogna a un certo punto sedersi e cominciare a fare una pensata, no? Quindi se sappiamo queste cose che esistono, perché esistono, me l'ha raccontato il Dante, e io quello che racconta il Dante metterei la mano sul fuoco del mio vicino di casa, perché mi fido, voi capite, no? Che un fondo di verità c'è. Quindi io non so se hanno voluto attaccare il fisioterapista o chi è stato, no? Però capite che un po' di protezioni uno che ha determinate attività ce le deve avere, no? Perché molte patologie sono date proprio perché magari uno tocca il paziente sbagliato, no? Oppure magari il tipo per karma va in una guerra, entra in una guerra senza saperlo, perché in quel palazzo lì c'erano anche degli uffici di massoni, no? Quindi voi capite che uno fa 1 più 1
E in questo caso qua bisogna stare attenti. Allora i riti propiziatori servono sempre, soprattutto in questi uffici, proprio per, in un certo senso, mettere dei muri, delle barriere, perché voi lo sapete, ogni tanto capita di parlare con qualcuno e quando questo qualcuno se ne va vi lascia morte, vi prosciuga di energie, vampiri energetici. Quindi a maggior ragione quelli che hanno attività professionali sempre a contatto con le persone, oppure pensate solamente a quelli che hanno gli aerei, battelli, pullman, ma vi può saltare su di tutto, capite? Ma questa è una storia fantasia, adesso non andate a dire in giro che Marietto racconta queste cose che sono vere, queste sono favole, che mi piace perché io voglio scrivere un libro in futuro e sto vedendo se può piacere alle persone questo tipo di favole. Quindi ritorniamo al discorso dei riti propiziatori. Allora, se la religione di Stato ha incominciato a mettere lì tutte le donne di questo mondo a fare i rosari, che sono poi i riti propiziatori per pompare su l'egregora, è chiaro che un perché ci sarà. Se prima, 1000 anni prima, le trattavano come bestie e 1000 anni dopo gli hanno dato la Madonna, gli hanno dato i rosari, gli hanno dato tutto quello che potevano dargli, vuol dire che hanno capito che fare riti propiziatori li aiutava. Adesso, quindi, cosa vuol dire? Chiunque si fa fare un rito propiziatorio, no? Chiaramente si costruisce una difesa eterica che chiaramente lo aiuterà nei momenti di pioggia. Certamente che se lo fanno le multinazionali grossissime, no? Se lo fanno dite da 700 milioni di euro all'anno di fatturato, non vedo perché uno che ha uno studio medico, oppure anche una persona che dice cavoli, effettivamente il mio amico appena è successo questa disgrazia, oppure vabbè, adesso io oggi non voglio andare oltre perché poi ne potrei parlare anche dei sacrifici che vi ricordate, no? Qualche anno fa c'era un noto avvocato che su internet spiegava appunto che ci sono queste logge un pochettino sataniche che ordinano dei sacrifici umani a destra e a sinistra. Sapete che il Marietto a queste cose non ci crede, non ci crede, però voglio dire, ammettiamo anche che, però è interessante sapere che, allora quindi chiaramente facendo dei riti propiziatori, certe, come si suol dire, legnate molto probabilmente si evitano, e le fate evitare anche a chi sta in casa. Chiaramente il vostro Marietto vi ha spiegato che ci sono le pulizie radiostesiche, radioniche, insomma, poi ci sono i circuiti che sono gratis, poi ci sono i sigilli, ma quello che volevo spiegare stamattina, mettere in chiaro, è che se oggi ci troviamo le Madonne, se ci troviamo i rosari, ricordatevi da dove siete venuti, cioè soprattutto il sesso debole femminile, che praticamente vengono da situazioni veramente disastrose, e invece oggigiorno noi possiamo ringraziare, tra virgolette, i social se possiamo sapere certe cose. Bene cari amici, grazie di aver seguito questi racconti di fantasia, saranno messi anche sul tubo. Mercoledì sera il vostro Marietto e con le splash live di Sibille Pendolino farò anche una piccola pulizia piccola di 2-3 minuti per tutti quelli che verranno, gratuita chiaramente, perché d'ora in avanti mi sono reso conto che un colpo di mano, oltre alle Sibille Pendolino, devo farlo anche il Marietto, perché i tempi stringono, la situazione sono difficili un po' per tutte, e una mano gratis il Marietto la dà ben volentieri. Bene cari amici, grazie di essere qui, saluto anche la Lucia, bene, ciao Angela e vado, grazie, alla prossima, ciao.